E ritorniamo in diretta per vivere l'atmosfera natalizia in Friuli Venezia Giulia. In particolare si aprirà questo 8 dicembre il mercatino di Natale 2023 a Trieste, animato da oltre 60 casettine tra Piazza Sant'Antonio e Piazza della Borsa, con una vasta offerta di prodotti food, articoli, idee a tema natalizio e non solo. In Piazza del Ponte Rosso ci sarà l'appuntamento con Craft TS, che presenterà le produzioni di artigianato artistico, e poi anche la casetta di Acega Sapiesse Amga per raccontare dell'importanza della raccolta differenziata, e poi anche quella degli amici del presepio, oltre anche alla possibilità per tantissime onlus e sodalizi di presentarsi anche nelle due casette messe a disposizione gratuitamente. Ma andiamo a parlare anche di questa atmosfera che sarà arricchita dalla pista di ghiaccio e da tantissime animazioni per grandi e piccini, insieme al presidente di Confcommercio Trieste Antonio Paoletti, per Acega Sapiesse Amga Federico Trevisan, il vice sindaco di Trieste Serena Tonella e Susanna Coronica per Craft TS. Il mercatino di Natale è 23-24, perché chiaramente inizia all'8 dicembre e chiuderemo il 7 gennaio del 24, con tante novità, con tante casette in più, con tanti stati stranieri che esporranno le loro merci, almeno 10 paesi stranieri di Europa e non Europa. 2 casette onlus con 35 associazioni che le visiteranno, tanta animazione. Un modo per vivere la nostra città ormai consolidato, ma anche visto l'apprezzamento del pubblico e la soddisfazione degli operatori, avrà anche dei momenti in più, con qualcosa in più. Per esempio mi fa piacere che ci sia anche uno spazio importante dedicato all'artigianato artistico. Poi con il ritorno della pista di pattinaggio sarà sicuramente un centro cittadino da vivere, non dimenticando però naturalmente il richiamo a quello che è l'appello delle istituzioni e della Confcommercio di comprare sotto casa. Siamo presenti con una casetta dove promuoveremo i temi della sostenibilità ambientale, con una collaborazione speciale che abbiamo stretto con la sartoria sociale Lister per la realizzazione di oggetti che si ottengono tramite il recupero di oggetti di scarto come le plastiche. Saremo presenti anche quest'anno per la seconda volta nel mercatino di Natale in piazza Ponte Rosso, una rappresentanza di 23 artigiani, quindi 8 in più dell'anno scorso. Quest'anno in più ci saranno i laboratori, quindi partiamo il giorno 8 con dei laboratori. Apriamo poi dal 15 al 24 incluso con mostra mercato, ovvero chi viene potrà incontrare l'artigiano e acquistare sul posto, a differenza dell'anno scorso che c'era solo mostra.